Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Ragusa 11 mesi di attesa per una colonscopia dopo un primo test di prevenzione. L'azienda sanitaria si difende, il caso non rientra nello screening ufficiale. Gare di tiro al piattello a 50 metri all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. I parenti dei degenti, come si fa a sparare vicino ai pazienti? La direzione sanitaria informa le autorità. A Palermo indagini in corso per accertare le cause dell'incidente in cui hanno perso la vita 2 operai. L'impresa non dichiarava lavori da 10 anni. Pedina e rapina anziano che aveva appena ritirato la pensione alle poste di Corso Italia a Catania, in manette 23enne. A Messina è la città più felice del sud Italia, sesta in Italia secondo una recente classifica che valuta la qualità della vita attraverso 64 indicatori. Calcio, Serie C stasera a Crotone, dopo risultati altalenanti il Catania va alla ricerca di equilibrio con il pari a Foggia, il Siracusa tiene accese le speranze play-out, il Trapani cade in casa con la Salernitana. Bentrovati, l'avete sentito dai titoli, parliamo di sanità, di presunto caso di malasanità. A Ragusa un uomo ha dovuto aspettare 11 mesi per una colonscopia. Sentiamo Barbara Una colonscopia dopo 11 mesi a seguito di un test di screening risultato positivo. L'ASP di Ragusa respinge le accuse sulle lunghe attese e sostiene che il caso segnalato dalla rete civica articolo 32 non rientra nello screening ufficiale e che le procedure corrette non sarebbero state seguite da parte del paziente. L'azienda precisa che quando un test di screening risulta positivo, il paziente viene preso in carico direttamente dai servizi competenti e richiamato per la colonscopia senza necessità di ricette o prenotazione al CUP. Quanto alla prescrizione con priorità breve, l'ASP ricorda che la normativa consente al cittadino di attivare i percorsi di tutela per ottenere la prestazione entro i tempi istituzionali, una possibilità che nel caso specifico non risulta essere stata richiesta. Ricordiamo che il paziente in questione aveva effettuato 3 prelievi, tutti con stesso esito positivo. Da qui la prescrizione di una colonscopia urgente da parte del medico curante. La rete civica articolo 32 dichiara però che dal 18 marzo ad oggi non è pervenuto alcun segno di riscontro al percorso di tutela. Resta quindi aperto il confronto che riporta al centro il tema dei lunghi tempi d'attesa e dell'efficacia dei percorsi di prevenzione oncologica, aspetto importante ma anche problematico della sanità a Ragusa. E adesso a Catania, gare di tiro al piattello a 50 metri dall'ospedale Garibaldi Nesima. L'azienda così ha informato le autorità, ma è tutto, dicono, autorizzato. Tonino De Mano. Gli spari a ripetizione, piattelli che si frantumano e colpi che sbattono sul metallo, che genera altro rumore. Non siamo in aperta campagna, ma in piena città. Catania è a ridosso del Garibaldi Nesima. Il poligono itinerante e l'ospedale separati soltanto dalla strada e la spianata che vedete è esattamente di fronte ai padiglioni che ospitano i malati terminali, oncologici e pediatria. È assordante il rumore che arriva fin dentro le parti, che ovviamente disturba riposo e quiete. Dentro la stanza si sentono gli spari. Diciamo che sono stati abbastanza fastidiosi, soprattutto per la degenza e tutto il resto. L'ospedale dovrebbe essere un luogo di cura, ma soprattutto di riposo e di quiete. E di serenità, esatto. Diciamo che un po' le cose non si sposano perfettamente, ecco. Non è il luogo adatto. Stranamente hanno dato l'autorizzazione a fare questo tipo di... Ecco, abbiamo sentito un colpo in diretta. Esatto, sì, l'abbiamo sentito. Lei cosa ne pensa? Secondo me da ogni ospedale non sarebbe il caso di fare un'attività di questo tipo. Un rumore assordante di metallico, ma chi l'ha autorizzato? Io vorrei capire chi è che l'ha autorizzato. Chi invece arriva in ospedale per far visita è subito attratto dal rumore, che si sente anche durante le nostre interviste. Anche noi ci siamo chiesti che cosa stesse succedendo, poi ci siamo informati e c'è un tiro al piattello, mi pare. Stanno sparando. Vicino a un ospedale trovo che sia indecoroso. Secondo le nostre informazioni, la direzione sanitaria dell'ospedale Garibaldi Centro aveva già informato le autorità preposte. Saranno nominati oggi i periti della Procura che dovranno verificare luoghi e mezzi teatro dell'incidente sul lavoro avvenuto venerdì scorso a Palermo, quando una gru è precipitata uccidendo 2 operai. Sentiamo Manlio Viola.
Resterà per il momento chiuso il tratto di via Ruggero Marturano a Palermo, teatro del drammatico incidente sul lavoro costato la vita a 2 operai. La procura ha disposto il sequestro dell'intera area e della gru sul cui cestello stavano lavorando il rumeno di 51 anni e il tunisino di 41 rimasti uccisi nella caduta. Le perizie tecniche si devono svolgere in loco, la gru non può essere spostata per il momento, bisognerà capire perché il braccio meccanico si sia piegato lasciando precipitare il carrello con gli operai sulla tettoia del gommista sottostante. Un volo di 10 piani. Sulle transenne che recintano l'area dell'incidente la famiglia del tunisino ha portato fiori ed un lumino. Dujou, così lo chiamavano tutti, lascia la moglie Laura e 2 bambini di 3 e 7 anni. Chiede giustizia e contesta la ricostruzione investigativa in base alla quale suo marito fosse in nero la moglie dell'altro operaio di origine romena. L'uomo di 51 anni lavorava per questa impresa da anni e senza mai un problema, racconta la donna. Ma gli investigatori non trovano traccia di iscrizione dei lavoratori a nessuna delle casse edili e l'impresa non aveva dichiarato l'avvio del cantiere avvenuto 2 settimane fa per il rifacimento dei sottobalconi dell'attico di un palazzo. In realtà, secondo la ricostruzione e la documentazione, l'impresa non dichiarava apertura di cantiere fin dal 2016. Ma le indagini sono appena iniziate, su tutti questi aspetti bisognerà fare chiarezza, cominciando dal posizionamento della gru, forse troppo lontana rispetto all'area dell'intervento, sulle condizioni della manutenzione del mezzo, sul rispetto delle condizioni di sicurezza e sui contratti di lavoro delle 2 vittime. A Catania un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un anziano per rubargli la pensione appena ritirata. Sono state decisive le immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei passanti. Eva Spampinato. Lo osserva da lontano fin dalle prime ore del mattino. Aspetta, studia i movimenti, non perde mai di vista quell'uomo anziano che si dirige all'ufficio postale. Deve ritirare la pensione. Quando esce dalla posta di Corso Italia a Catania con i soldi appena ritirati, 600 euro, il giovane malintenzionato entra in azione e lo fa con violenza, come si vede dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, fondamentali per l'identificazione e poi l'arresto del ragazzo, 23 anni, già noto per altri episodi. L'aggressione è violenta, improvvisa. L'anziano viene assalito alle spalle e spinto a terra. Il portafogli sparisce. Ma alcuni passanti vedono la scena e intervengono. Il rapinatore prova a fuggire ma inciampa, cade e il bottino gli sfugge. La sua fuga però dura poco perché viene trovato dalla polizia in un negozio del quartiere di San Berillo Nuovo. Nella sua abitazione gli agenti della squadra mobile troveranno i vestiti indossati al momento della rapina di cui si era disfatto. L'anziano guarirà in 30 giorni. Per il giovane invece si sono aperte le porte del carcere. A Messina erano ripartite le demolizioni dell'ex silos e dell'ex casa del portuale alla stazione marittima, uno spazio destinato a diventare una terrazza panoramica, ma i lavori si sono bloccati e potrebbero essere rinviati, tutto a causa degli uccelli. Francesco Triolo. La ripresa delle demolizioni dell'ex silos e della casa del portuale, lo spazio da riqualificare adiacente alla stazione marittima proprio di fronte alla Madonnina, rischia di subire una falsa partenza. Avviati i lavori di rimozione della struttura esterna in ferro, gli operai si sono dovuti fermare, tutto a causa degli uccelli migratori. Gli ambientalisti sono sul piede di guerra per i volatili che nidificano sulla torre dei vecchi silos granai e si appellano alle direttive europee. Ma l'abbattimento dell'ecomostro, che occupa parte dell'area retroportuale, già rinviato tra ottobre e marzo, non può subire un nuovo slittamento. Il dossier è sul tavolo del commissario straordinario del comune Piero Mattei, che ha commissionato per domani un nuovo sopralluogo con l'ausilio dei droni per capire se sul tetto delle strutture sono già presenti i nidi degli uccelli. Ma è un altro il numero che fa impressione della stima fatta sulla presenza di topi all'interno degli scantinati della struttura. Circa 400.000 ratti, molti dei quali sono stati già eliminati, ma per debellare l'intera colonia serviranno ancora diverse settimane. Quella zona è destinata a diventare il nuovo affacciamare della città, con una terrazza panoramica sullo stretto e il collegamento con l'isola pedonale del Viale San Martino. Parliamo di sindacato. Elsa Melli è stata rieletta segretaria generale del sindacato a Catania. Le persone al centro, ha spiegato nel suo programma. Orazio Longo. Speranza e ottimismo sono le parole chiave del congresso del sindacato della UIL riunitosi al Castello Nelson di Bronte per rieleggere all'unanimità Elsa Melli segretaria generale della UIL di Catania assieme alla nuova segreteria territoriale. Le persone al centro, dice la riconfermata segretaria. Diamo inizio a questi altri 4 anni di impegno
di fare una strada insieme che è sempre quella giusta quando riguarda i lavoratori, i salari, gli stipendi, l'occupazione, la sicurezza sul lavoro e tante altre cose. Una dignità che passa attraverso il lavoro nel triste primato di una Sicilia, e Catania in particolare, che conta troppe morti sul lavoro. Continuiamo a contare le vittime sul lavoro, ieri a Palermo 2 operai, e c'è sempre comunque un elemento comune, il lavoro nero, e allora noi per ripartire abbiamo bisogno di lavoro dignitoso. Ma non solo lavoro, nell'agenda della UIL. Stiamo chiedendo con forza al governo di intervenire su altri 2 temi importanti, il fisco e la sanità. Sono delle colonne centrali dell'azione della nostra organizzazione sindacale. Questo sarà l'impegno che nei prossimi mesi ci vedrà protagonisti. Adesso una breve pausa, a tra poco. È stata pubblicata la classifica mondiale delle città più felici e il risultato premia Messina, prima città del Meridione, sesta città italiana. Francesco Triolo. Messina è tra le città più felici d'Italia, a dirlo è l'Happy City Index, un progetto che nasce dalla collaborazione tra l'Istituto francese per la qualità della vita e l'inglese Happy City Hub, che nella classifica 2026 colloca la città dello Stretto al 6° posto a livello nazionale. Un risultato significativo. Messina è la prima città del sud in graduatoria e si piazza al 150° posto del mondo su 250 città analizzate. La classifica, elaborata da ricercatori internazionali, valuta la qualità della vita attraverso 64 indicatori, dalla mobilità alla sanità, dall'ambiente all'economia fino al rapporto tra cittadini ed istituzioni. L'edizione 2026 l'ha vinta a Copenaghen, seguita da Helsinki e Ginevra. In Italia, davanti a Messina, ci sono città come Bologna, Parma e Milano, ma il dato più rilevante è proprio il primato nel Mezzogiorno, in un contesto nazionale dove nessuna città entra tra le prime 50 al mondo. Un riconoscimento che fotografa una realtà complessa. Da un lato scrivono segnali positivi sulla qualità della vita urbana, dall'altro un margine di crescita ancora più ampio rispetto ai grandi modelli europei. Messina dunque sorride nella classifica, ma la sfida resta aperta: trasformare questi segnali in sviluppo concreto e duraturo per il territorio. Abbiamo sentito la campionessa del mondo di tennis Mara Santangelo, che ha vissuto 25 anni a Dubai, dove è stata allenatrice e organizzatrice di eventi. Un mondo sicuro che si è sgretolato con la guerra in Iran. Sentiamolo. Perché Dubai è diventato un paese talmente importante sia per il turismo che per l'economia anche degli italiani? Perché è una realtà dove ci sono tante opportunità, quindi se sai fare veramente qualche cosa bene, nel mio caso appunto nel settore del tennis, dello sport, degli eventi che io organizzo, lì c'è tanta possibilità perché la gente ha voglia di spendere, anche perché ha una mentalità molto aperta anche verso i turisti che vengono e un mindset di fare sempre le cose al meglio. In questa situazione drammatica io sono stata veramente protetta da Dio, perché 3 giorni prima che la guerra iniziasse mi hanno chiamato per venire ad allenare in Italia. Insomma, è una situazione difficile che anche oggi si protrae con il turismo che non c'è, con tante realtà che sono chiuse, con tante persone licenziate. Il governo devo dire che è eccellente perché è un paese comunque sicuro nella drammaticità. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, stasera il Catania-Crotone. Viali pensa di schierare dal primo alcuni giocatori, Quaini su tutti lasciati fuori nelle ultime partite. Sentiamo Marco Carli. Coraggio quando si attacca e quando si difende. La richiesta di Viali per la partita di Crotone è legata a quanto visto col Picerno, una partita che ha insegnato più di altre, dice il tecnico. Le distanze, la capacità di recuperare il pallone velocemente, cosa che era riuscita meglio con Latina e in parte con il Casarano e che ha lasciato a desiderare con i Lucani. Idee chiare, sempre a detta del tecnico, e voglia di proseguire sulla linea tracciata dell'elasticità in fase di costruzione rispetto a quella di non possesso, con qualche cambio di interpreti, magari con il rilancio di Quaini, Pieraccini e Donnarumma, con il ritorno di Forte che deve acquisire minutaggio.
Coraggio perché serve in questa fase e serve con il Crotone, squadra che in una stagione difficile con l'amministrazione giudiziaria è rimasta comunque lì per un valore della rosa indiscusso. Ha grande qualità in tutti i reparti ed è un insieme come squadra sotto l'aspetto tattico molto importante. Ha le idee molto chiare e lavora bene nello sviluppo, molto bene, nel possesso palle fra le squadre che ce l'ha più alto, quindi dovremmo essere perfetti nella fase non possesso per non esaltare le loro caratteristiche e continuare a migliorare sulle nostre. Crotone-Catania sarà seguita su Telecolor con diretta stadio, collegamenti dalle 20, commenti da studio e poi più di 3 ore live fino alle interviste finali. Il Palermo, dopo il pari di Frosinone, vede allontanarsi il sogno della promozione diretta a distanza di 4 partite alla fine. I punti di distacco da Frosinone e Monza sono 4. I rosanero iniziano a pensare concretamente ai play-off. Marco Gullà. Con la promozione diretta distante 4 punti, il Palermo dopo il pari di Frosinone pensa sempre più concretamente ai play-off come unica porta per accedere in Serie A. Il Monza, che ieri ha vinto contro il Bari, ha agganciato il Frosinone al secondo posto. Difficile pensare che il Palermo nelle restanti 4 partite di campionato possa sorpassare entrambe le formazioni, anche se nel calcio tutto è possibile. Una grande occasione sprecata, quella allo stirpe per i siciliani che nel gioco e occasioni hanno messo sotto il Frosinone. È stata una partita tosta e fisicamente stavamo molto bene, abbiamo dato tutto, abbiamo avuto tante occasioni per sbloccarla, per fare gol. Purtroppo il calcio è così, loro hanno fatto un tiro da 25 metri e hanno segnato. Noi siamo stati bravi a recuperarla perché non era facile, peccato perché volevamo vincere. Però si guarda avanti perché abbiamo dato tutto. Torniamo alla Serie C. Siracusa e Trapani sono vicini alla retrocessione dopo il pareggio degli azzurri a Foggia e la sconfitta dei Granata con la Salernitana. Sergio Colossi. Il sogno play-out per Siracusa e Trapani rimane aperto soltanto dalla matematica. Retrocessione diretta ad un passo in una stagione coraggiosa in campo, sciagurata a livello societario. Per il Siracusa il pareggio di Foggia evita l'ultimo posto in classifica, ma equivale ad un imminente commiato dalla terza serie. Turati prepara bene la gara con la sua squadra protagonista per poco meno di un'ora e in vantaggio con Arditi. Foggia fischiato allo Zaccheria. I soliti limiti degli azzurri emergono alla distanza. L'ingenuità di Frisenna origina il gol di Tommasini. Il ritorno di Cosmi lascia il segno nel Trapani che di fatto saluta la Serie C. Granata in vantaggio con un'esecuzione perfetta dagli 11 metri di Celeghin. Trapani impreciso e sprecone. Ripresa con un altro scenario. Sinistro angolato e vincente di Ferrari. Sorpasso nel recupero del Baby Boncori che di petto segna il suo primo gol da professionista e spinge i siciliani da soli all'ultima posizione. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi lascio alla rassegna stampa e vi ricordo prossima edizione di Sicilia 24 alle 14. A tutti una buona giornata.